Ci sono altri interventi da parte dei colleghi? Mi pare che i comuni si siano espressi al di là dei colori politici. Credo che questo C'è una trasversalità. vada tenuto in considerazione. Non c'è una trasversalità che si è espressa in queste settimane e si è allargata oltretutto rispetto all'inizio in cui solo alcuni comuni si erano espressi in maniera contraria rispetto a questo piano casa. Mi sembra che dobbiamo tenerne conto, insomma, siamo attenti ai territori, non solo a parole e a propaganda, siamo attenti ai territori anche quando i rappresentanti di quei territori si esprimono, e vi assicuro che anche ci sono sindaci espressione della Lega, sindaci espressione della PDL che hanno assolutamente assunto posizioni contrarie rispetto ai contenuti, quindi queste proposte di modifica almeno recepiscono quello che dai territori in qualche modo c'è riguardo in termini di indicazione. Affrontare il tema nella legge sul consumo di suolo è un percorso troppo lungo, rischiamo di creare tante di quelle situazioni a rischio di difficoltà interpretativa che qui serve un intervento immediato e rapidissimo, in tempi rapidissimi, perché sennò rischiamo e la circolare ovviamente non è uno strumento così. Va bene. Solo una cosa se posso sottolineare. Audioniero. Che in qualche maniera avevamo anche evidenziato nel dibattito e nella discussione in aula, era stata la sottovalutazione da parte della maggioranza, chi era proponente della proposta, dell'impatto che potrebbe avere una norma di questa natura nei confronti delle amministrazioni locali e degli enti locali. Impatto di ordine politico e anche di ordine culturale, perché questo è il territorio di autonomie da questo punto di vista, e pensare a un ragionamento, una norma che intervenga su un potere così importante come può essere quello del governo del territorio senza tenere conto dell'opinione di chi amministra queste autonomie è stato, io credo, forse l'errore politico più evidente e più eclatante anche di chi poi in qualche occasione si fa baluardo, diciamo, di questa autonomia. È stata una cosa che nel Veneto credo abbia lacerato un elemento politico, un elemento culturale importante. Oggi vi è la possibilità di poterlo recuperare. Ecco, il paravento che viene usato per difendere la volontà del piano casa a terra è quello di dire i cittadini devono essere trattati tutti alla stessa maniera. Gli effetti del piano casa non sono gli stessi su tutti i comuni di qualsiasi territorio del Veneto. Cioè l'effetto in un comune turistico di questi parametri di ampliamento, di ricostruzione e così via non sono gli stessi rispetto a un altro comune magari dove c'è maggiore disponibilità di spazi e così via. Questo è un altro punto che ci ha fatto muovere e che è la critica, insomma, che pongono i comuni. Cioè è appunto il classico detto di Don Milani, cioè fare parti uguali tra diversi non funziona. Basta usare, abbiamo detto, il caso di Asiago, uso l'altopiano di Asiago dove ci sono 20.000 doppie case. Cosa vuol dire? Sconvolgere completamente la gestione non solo edilizia urbanistica ma anche sociale economica di quel territorio.